Bene amici, il mio più cordiale buona settimana a tutti quanti voi che seguite questa mia rubrica dell'oroscopo della settimana. Questa è la settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre 2020. Tutto è pronto per iniziare una nuova settimana che partirà dal 26 di ottobre e terminerà con la domenica del 1 novembre 2020. Per molti segni dello zodiaco questo periodo, a cavallo con il nuovo mese, porterà maggiori novità sia di carattere amoroso che di carattere professionale. Non saranno per tutti giorni sempre sereni e entusiasmanti, soprattutto per quanto riguarda alcuni segni. Potrebbero esserci crisi o discussioni di coppia e disagi sul posto di lavoro. Cerchiamo però di capire qualcosa su come andrà questa nuova settimana partendo dai segni d'acqua. Per loro sarà un periodo ottimale sul fronte dei sentimenti e ci saranno buone nuove anche per i single. Per quanto riguarda i segni di fuoco, questa settimana tra ottobre e novembre sarà intesa soprattutto per i progetti e i compiti professionali. Nella sfera sentimentale ci sarà più equilibrio e tranquillità. La nuova settimana dell'anno per i segni di terra sarà interessante, in particolare per quanto riguarda il lavoro, perché potrebbero esserci novità interessanti, molto interessanti. Qualcuno deciderà di mettere le cose in chiaro. L'oroscopo dei segni d'aria invece ci dice che questo sarà un momento fatto di pensieri, ma non ci saranno grandi cambiamenti sul posto di lavoro. Alcuni dovranno fare particolare attenzione per quanto riguarda le spese economiche. Insomma, per quello che abbiamo appena accennato, pare ovvio che molti segni passeranno una settimana serena o addirittura entusiasmante. Tanti altri dovranno fare uno sforzo più per godersi dei giorni tranquilli in coppia o sul posto di lavoro. Andiamo quindi a capire come sarà in maniera più dettagliata questa nuova settimana dell'anno segno dopo segno. Ok? Ecco tutte le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre 2020, segno per segno. Iniziamo col segno dell'Ariete. Ariete, in amore in questa settimana non avrete una grande voglia di parlare e di esprimervi, soprattutto nei rapporti di coppia. Di fronte alle vicende amorose con il partner preferirete tacere e stare tranquilli. Difficilmente sarete quindi i primi ad aprire una discussione per capirne di più rispetto alla relazione e quello che non funziona, anche se pure secondo voi qualcosa dovrebbe cambiare nel rapporto. Nel settore lavorativo invece sul posto di lavoro passerete quasi inosservati in questi giorni. Vi farete i fatti vostri e non avrete un grande istinto nel ribellarvi a quello che non condividete con gli altri. Sarete piuttosto chiusi in voi stessi durante questa settimana. Andiamo con il Toro. Amore. Verso metà settimana le cose potrebbero farsi un po' complicate. L'umore in quei giorni non sarà al massimo e le stelle potrebbero portare dell'agitazione e del nervosismo.
Senz'altro sarà importante cercare di gestire al meglio ogni emozione per evitare di commettere qualche errore nei rapporti affettivi. Il partner non può amare sempre il vostro modo di fare e di dire. Nel lavoro invece molto bene gli affari di lavoro, perché riuscirete a concentrare le energie su più compiti ed impegni. Tutta questa passione e buona volontà porterà molto presto delle interessanti soddisfazioni. Segno dei Gemelli. Amore. Nelle giornate di questa settimana, tra fine di ottobre e il 1° di novembre, non ci saranno grandi novità sul fronte della passione. Sarà un periodo abbastanza tranquillo, da vivere in armonia e serenità. Una settimana un po' piatta per quanto riguarda la voglia di cambiamenti e entusiasmare voi stessi, ma in fondo sempre meglio di un momento di estrema crisi. Lavoro invece, nemmeno sul posto di lavoro ci saranno giornate troppo intense. In voi si scatenerà però una gran voglia di fare spese e non vi tirerete certo indietro per farlo. Bisognerà dunque cercare di gestire al meglio la vostra economia. Il segno del Cancro. Amore. Questa sarà una settimana estremamente interessante se siete impegnati a livello sentimentale. Crescerà in voi una estrema dolcezza e voglia di condividere la passione con il vostro partner. Saranno giorni perfetti per godersi le emozioni nel rapporto di coppia. Tutte queste energie positive vi serviranno per affrontare in maniera più positiva questa lunga settimana. Sul lavoro invece dovete fare tanta attenzione, perché le discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Sarà consigliabile gestire bene la vostra tensione, pensieri e pure emozioni, soprattutto intorno a metà settimana. Leone. In amore questi giorni tra ottobre e novembre probabilmente sceglierete di non dedicare troppo tempo alla vostra sfera intima, o meglio, non ne avrete voglia. Il motivo è che sarete parecchio presi dagli impegni e dai progetti professionali. Dovete fare molta attenzione a non portare qualche tensione o problema lavorativo in casa, perché questo potrebbe portare dei disagi nel rapporto di coppia. Nel lavoro invece sarà davvero un gran periodo e ve ne renderete conto immediatamente. Il da fare non mancherà e voi vi concentrerete abbastanza. Occhio però, perché non sempre le cose andranno rose e fiori e qualche guaio potrebbe essere dietro l'angolo. Il segno della Vergine. Amore. Questa non sarà una settimana particolarmente movimentata in amore. Tutt'altro. Non sono previsti grandi cambiamenti o novità nel rapporto col partner e per chi è ancora in cerca della persona giusta. Sarete piuttosto orientati sul futuro e magari proverete ad immaginarlo pure al fianco della vostra dolce metà. Nel lavoro invece questo sarà un periodo interessante per le questioni professionali, ma ancora di più
per quelle economiche. Potreste decidere di intraprendere una nuova casa o di approcciarvi ad un nuovo progetto o investimento che riguarda proprio il lavoro. Bilancia. Allora, bilancia in amore, questo non sarà un periodo troppo facile perché potreste avere diversi pensieri in mente. Dovreste fare un po' di ordine in mezzo ad un momento di caos per le relazioni. Non sarete molto determinati e avrete difficoltà ad agire persino per trovare una soluzione di coppia. Sicuramente questo porterà ad un po' di agitazione, stress nei casi peggiori. Lavoro invece, questa sarà una settimana di iritudine dove difficilmente arriveranno i progetti della vita o novità entusiasmanti. Mai dire mai, è sempre bene non sottovalutare le proprie capacità. Scorpione, amore. Questa sarà una settimana molto importante per l'amore e i sentimenti. Sarà possibile godersi l'emozione, chi ha bisogno di un confronto col partner non si tirerà indietro, è obbligatoriamente da farlo. Saranno giorni piuttosto sereni e tranquilli per le relazioni e questo aiuterà l'umore e le energie. Una settimana niente male, insomma, molto equilibrata. Lavoro non sarà un periodo troppo ricco di cose da fare, ma l'impegno sarà comunque fondamentale per riuscire a raggiungere gli obiettivi personali. Poche novità per questa settimana, arriveranno senz'altro momenti più interessanti per il lavoro. Sagittario, amore. Occhi aperti perché questa settimana non sarà troppo piacevole per voi nati sotto questo segno. A farvi penare di più saranno soprattutto i giorni centrali della settimana. L'umore non sarà al massimo in questo periodo e dovrete fare attenzione anche nella gestione delle emozioni. Poche saranno le novità per quanto riguarda le relazioni. Sarà un momento abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista. Sul lavoro invece qualche disagio e problema sul posto di lavoro potrebbe agitare ancora di più le acque in questa settimana tra ottobre e novembre. Forse avreste bisogno di una ondata di aria nuova per trovare nuovi stimoli e affrontare tutto con entusiasmo ed ottimismo. Capricorno, amore. Questa sarà una settimana poco incoraggiante per le questioni amorose. Non ci saranno grandi novità, le giornate proseguiranno in maniera decisamente equilibrata e difficilmente ci saranno problemi da affrontare in questo periodo. Sarà utile sfruttare questo momento calmo per godersi emozioni e sentimenti al fianco della persona che si ama. Lavoro invece, sul posto di lavoro qualcosa potrebbe non convincervi del tutto e potrebbe essere arrivato il momento per cercare delle risposte. Non sarà comunque complicato richiedere un chiarimento, senz'altro il fine settimana potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa e occasione.
E andiamo col segno dell'Acquario. Amore. L'umore di questi giorni potrebbe essere influenzato da varie situazioni e potrebbero esserci alcuni disagi anche nelle storie d'amore. Non sarete sempre troppo bravi ad affrontare i problemi. Alcune cose vi potrebbero apparire seriamente complicate. Sarà importante non perdere l'entusiasmo anche perché avrete parecchio da fare, soprattutto a livello professionale. Sul campo di lavoro gli impegni non mancheranno e non sempre i compiti saranno semplici, anzi, potrebbero presentarsi degli ostacoli a rendere più difficili alcune situazioni. Occhi ben aperti e tanta concentrazione sul posto di lavoro. Pesci. Amore. Questa nuova settimana dell'anno inizierà in maniera abbastanza positiva. In amore le cose andranno piuttosto bene, soprattutto per chi ha ancora il cuore libero. In questo periodo, infatti, sarà possibile aprirsi a delle nuove ed interessanti conoscenze che potrebbero riservare piacevoli sorprese ed emozioni forti. Difficilmente si tratterà dell'inizio di nuove ed importanti storie d'amore, ma nella vita mai dire mai. Lavoro, la situazione sarà decisamente più stabile per quanto riguarda il lavoro. Non ci saranno grandi soddisfazioni in questo momento e nemmeno grosse novità. Per fortuna l'umore e le energie di questi giorni saranno molto buoni. E così era il nostro oroscopo del Maestro Cleo della settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre 2020. Che dirvi, io vi ringrazio per la vostra squisita gentilezza, vi auguro una buonissima settimana e mi raccomando, indossate la mascherina per tutelare la vostra salute e quella degli altri. A tutti voi, che le stelle siano sempre con voi tutti e sempre.